Buongiorno cari amici di Calcio Napoli 24 TV e benvenuti al nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa di questo venerdì 4 novembre, vigilia di un importantissimo Atalanta-Napoli. A sfidarsi saranno la prima e la seconda in classifica. Alle 11 ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che potrete seguirla sul nostro portale calcionapoli24.it, ma andiamo subito a vedere quali sono gli argomenti dei quotidiani di oggi, molto concentrati anche sulla vicenda del furto dell'auto di Kvaratskhelia, ma iniziamo dalle prime pagine, in particolare dalla Gazzetta dello Sport che nel taglio alto riserva a diciamo parole per la sfida tra Atalanta e Napoli, in particolare Gasperini ritratto così con l'effigie di Superman, ma con la G di Gasperini: Napoli ti fermo io, la super sfida di Gas per l'Atalanta domani, gioca per tutte le big. Taglio centrale: Lukaku quanto mi costi. Il calciatore è costato circa 46.000 euro al minuto per 2 reti. La società fa i conti con il campione fragile che è in Belgio a curarsi. Taglio laterale: rinnovo pronto, anche Ibra lo esalta, Giroud infinito. Dall'altro lato invece Roma, Zaniolo, re di Coppa. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport, taglio alto dedicato al derby d'Italia, ovvero a Juventus, Inter, Vlahovic e Di Maria per battere l'Inter. Prende forma la Juve reale, Allegri ritrova anche Bremer e porta Chiesa in panchina. Inzaghi punta su Dzeko in odore di rinnovo. Taglio centrale per la Roma, che ieri ha vinto in Europa League, la Lazio invece ha perso in Conference. Titolo Euro Zaniolo: 2 rigori conquistati e un gol, 3-1 ai bulgari, Roma agli spareggi. Come possiamo vedere, diciamo nella prima pagina del Corriere dello Sport non c'è alcun richiamo a Napoli-Atalanta. Andiamo a vedere la prima pagina di Tutto Sport, ovviamente taglio centrale dedicato alla Juventus, la vera Juve nei loro, e qui in prima pagina la foto di Fagioli e Miretti, i 2 giovani che si stanno mettendo in mostra in una Juve che ha palesato ovviamente grosse difficoltà. Anche qui, come vedete nella prima pagina di Tutto Sport, non c'è alcun richiamo alla sfida tra la prima e la seconda in classifica, e quindi diamo spazio noi a Napoli-Atalanta con le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport, che ci avvisa che ci saranno 4 novità per Spalletti e qualche dubbio in più per Gasperini. Nelle 11 Gasperini sono 3 i dubbi di formazione. Il primo è sulla fascia sinistra, dove si giocano un posto Mele e Soppi, con il primo che sembra essere favorito a centrocampo, più Pasalic di Emerson, mentre davanti Ederson, in realtà non Emerson, mentre davanti resiste il ballottaggio Højlund e Duvan Zapata. Nel Napoli sono 4 le novità rispetto alla gara di Champions League contro il Liverpool. In difesa tornano Mario Rui e Juan Jesus, centrocampo Forindo Belé per dare spazio a Zelinski, mentre nel tridente c'è Lozano e non Politano. La Gazzetta, come abbiamo detto nel taglio alto, dedicava spazio alle speranze delle big della Serie A, riposte nell'Atalanta che fermi il Napoli. Lo fermo io, Kvaradona, il piano di Gasperini per bloccare Kvaratskhelia. Andiamo a leggere così il titolo della Gazzetta, riferendosi alle contromosse che Gasperini sta studiando per per bloccare non solo il calciatore georgiano, ma anche Lobotka, che per il tecnico resta il primo pericolo per l'Atalanta. Domani pomeriggio al Ghevi Stadium. Andiamo invece a leggere un'ulteriore notizia di Atalanta-Napoli, settore ospiti, sold out, biglietti esauriti in tempo record. Questa notizia viene riportata da Repubblica.
Il Napoli vuol dire entusiasmo, quello in città di una città che si è innamorata di questa squadra è semplicemente intenzionata a seguirla ovunque. 3 partite in agenda prima della sosta per il mondiale in Qatar, caratterizzata da un azzurro luccicante. Sarà visibile già domani alle 18 al Chevy Stadium, il settore ospiti è praticamente esaurito. Andiamo a leggere la prossima notizia invece. Il Corriere dello Sport ci aggiorna sul ritiro del Napoli in Turchia nel periodo del mondiale in Qatar. Cambiano date e numero di amichevoli. Andiamo a vedere queste novità. Nelle settimane scorse si era letto su più quotidiani che gli azzurri sarebbero volati ad Antalya dall'1 al 15 dicembre per svolgere la preparazione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato una variazione delle date ed anche delle amichevoli previste, dando delle novità in anteprima. Quindi Napoli sarà in Turchia dal 28 di novembre, non più dall'1, e vi resterà fino al 13, non più il 15. Gli azzurri giocheranno 3 gare amichevoli, una con i padroni di casa, mentre le restanti si giocheranno probabilmente con 2 formazioni di Premier League. L'altra notizia che ci riporta il Corriere dello Sport, ovvero quella successiva, è quella dell'intesa per prolungare il contratto di Zielinski con il Napoli oltre il 2024. Il quotidiano del Corriere dello Sport scrive sul futuro del centrocampista polacco, che ha un contratto fino al 2024 ed in estate ha rifiutato il trasferimento agli inglesi che avevano offerto quasi 40 milioni di euro per il suo cartellino, a quanto pare. Ci sono novità sul suo contratto. De Laurentiis ha trovato sorrisi e piena disponibilità dal calciatore polacco a prolungare l'attuale contratto che anche per anni successivi dopo il 2024. Piotr è ormai legato al Napoli, anche se poteva andare in scadenza, ma decise di aspettare l'offerta del club, che poi gli fece firmare l'accordo in essere in scadenza tra 1 anno e mezzo. Passiamo allora alle ultime notizie che riguardano invece il crescioso episodio capitato a Kvaratskhelia, ovvero il furto dell'auto che si è verificato nella giornata, cioè o meglio la notizia è arrivata nella giornata di ieri, l'accaduto si è verificato durante la notte. Quindi andiamo a leggere nello specifico il Corriere dello Sport. Dice che Kvaratskhelia, quando ha visto che non c'era più la sua automobile parcheggiata fuori casa, ha avuto, diciamo, una reazione che viene raccontata dal Corriere dello Sport. La ripresa di ieri di Kvara l'ha dovuto affrontare diversamente nel disagio momentaneo che comporta un furto in casa e ponendosi, tentando di evitare il pathos, una serie di domande: quanti erano? Sono entrati anche in casa? Ci penseranno gli inquirenti a scoprirlo. L'amarezza è durata un attimo, il tempo necessario per superare le difficoltà create da un furto lampo, ma Kvara si è allenato, ha sorriso, ha cominciato a pensare all'Atalanta. Sempre ieri il Corriere dello Sport nella giornata di ieri ci segnala un bel gesto da parte della squadra nei confronti di Kvaratskhelia. Tutto il gruppo è stato vicino a Kvara dal primo minuto del suo arrivo al training center. Dopo lo spiacevole episodio, la squadra gli è stato vicino, provando a strappargli un sorriso per fargli dimenticare l'accaduto. Un gesto che denota ancora una volta l'unità dei componenti di tutta la rosa. Invece il Mattino, quotidiano di Napoli, scende più nei particolari del furto. L'auto è stata restituita in tempi record. Scusate, Repubblica dice che l'auto è stata restituita in tempi record, un giallo durato poco meno di 24 ore, auto rubata e ritrovata poi in serata. Il protagonista, nel ruolo naturalmente della vittima, è il giocatore forse più amato in questi momenti dai tifosi del Napoli. L'attaccante georgiano si è visto prima sottrarre la sua Mini Countryman noleggiata, poi restituire in circostanze che restano tuttora misteriose. La macchina è stata ritrovata nelle campagne casertane a Trento la Lucenta, non lontano da Aversa. Mentre invece il Mattino, come dicevo,
ci ha rivelato alcuni particolari di quanto è accaduto, ovvero il furto è avvenuto durante la notte e diciamo, i ladri avrebbero così studiato le mosse del campione, avrebbero studiato i suoi orari e le sue abitudini. Cioè, quando entra in casa, quando va a dormire, questo si legge dal quotidiano, le persone che riceve e con cui vive. Poi i ladri sono entrati in azione, hanno dribblato la vigilanza privata, eluso i controlli della guardiania e hanno fatto irruzioni in casa, hanno forzato una porta secondaria che era situata sul retro rispetto al corpo centrale dell'appartamento e sono entrati in azione quando in casa dormivano tutti. Sono andati mirati, hanno lasciato perdere soldi e altri oggetti e poi hanno preso le chiavi dell'auto parcheggiata sotto casa. In pochi minuti sono entrati nella vettura e sono scappati alla guida di una Mini Countryman nuova, roba da 35.000 euro, sempre diciamo per quanto riguarda la rassegna. L'ultima notizia sempre sul furto dell'auto di Kvaratskhelia e ce lo riferisce ancora una volta Repubblica. Questa è l'ultima notizia per chiudere la nostra rassegna stampa. Repubblica ci dice che la notizia è diventata di dominio pubblico nel pomeriggio di ieri. I commenti dei tifosi sui social sono stati tanti, tutti ovviamente a sostegno di Kvaratskhelia, che gli appassionati azzurri hanno già adottato. Il diretto interessato è ovviamente dispiaciuto, come capita a chiunque sia vittima di un furto, ma naturalmente pensa soltanto all'Atalanta. Poco meno di un anno fa un episodio del genere, ma la dinamica è stata diversa, è capitato pure a Luciano Spalletti, che una mattina non trovò la Panda parcheggiata all'esterno dell'hotel in corso Vittorio Emanuele, dove viveva. Bene, questa è stata la nostra ultima notizia della rassegna stampa. Vi ricordo che alle 11 in conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Napoli parlerà, quindi tra poco poco meno di un'ora, Luciano Spalletti. Potete seguire la conferenza stampa sul nostro portale, sul calcionapoli24.it. Vi rinnovo l'appuntamento a mezzogiorno con Calcionapoli 24 live con Vincenzo Credendino e Claudio Russo. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.